Il nostro concittadino più illustre, Antonio Gramsci, diceva che la storia insegna ma non ha scolari. Anni dopo anche Primo Levi riprese il concetto con la sua celebre frase: tutti coloro che dimenticano il loro passato sono condannati a riviverlo. E la giornata della memoria dovrebbe servire a questo, a imparare dalla storia. Dovrebbe servire, cioè, a fare in modo che ciò che è avvenuto in passato non accada più. Ed è per questo che più che tendere al ricordo, a guardarci indietro, la giornata della memoria diventa una ricorrenza vitale se spinge tutti noi a interrogarci sul presente. A chiederci se l'odio che ha generato la Shoah e i campi di sterminio oggi si stia ripresentando attraverso nuove forme, nuove modalità. E se guardiamo a certe zone del mondo, e pensa a ciò che accade a Gaza, ciò che accade a poche miglia da noi, nel Nord Africa, dove donne e uomini in cerca di una vita migliore in Europa subiscono le peggiori privazioni della dignità e dei diritti in veri e propri lager, se pensa all'Ucraina e a qualsiasi altro dei 56 conflitti armati, il numero più alto dalla Seconda Guerra Mondiale, penso che avevano ragione Gramsci e Primo Levi. Ma io sono un inguaribile ottimista e penso che siamo ancora in tempo per smentirli, siamo ancora in tempo per fermare l'odio che sta pervadendo il mondo. E allora guardo i ragazzi che sono qua oggi e che partecipano a questa giornata di ricordo e li esorto: studiate la storia, perché voi siete presente il futuro e quello che è accaduto non deve riaccadere.